siamo fortunati genitori di 4 figli in una famiglia rumorosa e anche un po' incasinata. Niente, abbiamo il primo, più grande, che è al liceo a Galileo Galilei, che di Selvazzano, che è in DAD da ottobre. I tre più piccoli, seconda media, quarta elementare e seconda elementare, abbiamo dovuto rifornirci velocemente di materiale tecnologico, quindi abbiamo 3 PC e un tablet. Corsa contro il tempo per l'acquisto di supporti informatici lo scorso fine settimana per questa famiglia di Cervarese Santa Croce che si è ritrovata a 4 figli a scuola da casa. PC e tablet presenti, la linea internet non sempre. Qua a Cervarese Santa Croce probabilmente c'è qualche problema, non c'è la fibra ottica e quindi la linea, la wifi che fornisce il gestore nazionale non è così performante. Hotspot con il cellulare, una nuova antenna, non manca la fantasia in casa Mercanti, 6 ore di lezione i grandi, 3 i più piccoli con Emanuele ed Eleonora a turno, costretti a fare i guardiani perché i pargoli non si distraggano. E poi il lavoro in una fondazione che segue persone adulte con disabilità. Andiamo io di mattina, lui di pomeriggio, perché abbiamo dei ragazzi che ci attendono anche al lavoro, che non possiamo permetterci di lavorare, lavori poco da casa. Qui adesso appena finito qui, io vado al lavoro, Poi nel pomeriggio la raggiungo anch'io e lei viene a eh, casa un po' prima, io mi fermo fino a sera. Genitori che vedono i figli soffrire non fisicamente, ma della mancanza degli amici, dello sport, con PC e smartphone nuovi compagni di vita. era veramente necessario le scuole. Io parlo piano, dico di 4 figli che ho avuto, quello che sono andati a scuola fino adesso, grossissimi problemi non ne ho avuti, cioè non hanno fatto isolamento, non hanno fatto, cioè la scuola è un ambiente controllato. I figli stanno pagando tantissimo. La piccola, quando venerdì gli abbiamo detto guarda che lunedì si prende quella didattica a distanza, e si è messa a piangere. Mille altri sacrifici, ma la scuola veramente è determinante per i bambini, per i ragazzi.